Siamo in centro Vittorio Veneto, davanti alla Villa Crozze che ospita la collezione Maria Fioretti Paludetti. La collezione è stata raccolta da uno studioso locale, Giovanni Paludetti. È stato un uomo di grande cultura, prima insegnante presso l'Istituto Iti Scalvi di Belluno e poi ha deciso di raccogliere opere d'arte provenienti da tutto il Veneto di autori locali e non. Tra un attimo entreremo a vedere le singole opere all'interno della Galleria Civica, ma prima un piccolo appunto. Da giugno 2017 il piano interrato è occupato da una serie di mostre temporanee. Inizialmente il piano interrato era occupato da opere medioevali. Ci troviamo adesso in questa sala al primo piano, dedicata a un pittore, Girolamo Induno, originario di Milano, noto non solo entro i confini italiani, infatti ebbe modo di esporre le sue opere anche a Vienna, Londra e Parigi, oltre che nelle principali città italiane come Milano, Venezia, Firenze, Napoli e Torino. Il ritratto di Vittorio Emanuele II che si trova alle mie spalle, a lui attribuito, è databile intorno ai primi anni del 1870 ed è una delle opere più importanti dell'intera collezione. Infatti è un segno evidente della stima, dell'approvazione e dell'affetto che ebbe il collezionista Paludetti nei confronti di questo personaggio storico. Da quest'altra parte, invece, troviamo un'opera di carattere sacro, la Madonna col Bambino, Sant'Augusta e San Domenico. L'autore è Pietro Paietta, nato a Serravalle di Vittorio Veneto nel 1845 e morto a Padova nel 1911. L'opera è databile intorno al 1899, infatti negli ultimi anni della sua vita l'autore si concentrò particolarmente sulla pittura di opere di carattere sacro. Ci troviamo ora nel salotto Luigi Filippo, dove possiamo subito ammirare l'opera di Alessandro Battaglia. Nacque a Roma nel 1870 e fin da giovane si interessò subito della pittura grazie al nonno, Roberto Bompiani. Cominciò ad insegnare all'Accademia delle Belle Arti di Roma successivamente. E infine nel 1904 fu fondatore del gruppo dei 25 della Campagna Romana, un gruppo di pittori che dava particolare rilievo al paesaggio e soprattutto alla sensibilità cromatica e ai colori. Ci concentriamo ora sulla sua opera, ovvero Nudino sul prato, dove viene rappresentata una donna dal colore rosato che poggia sopra un telo disteso sul prato di colore verde. Ed inoltre molto particolare il colore del cielo, sempre di un colore rosato, probabilmente all'alba oppure al tramonto di una splendida giornata. Ci troviamo ora nella stanza dedicata a Guido Cadorin, un noto pittore italiano del 1900. A 5 anni realizzò il suo primo disegno e a 16 anni prese parte alla sua prima mostra. Partecipò a molte mostre in giro per il mondo in città come New York, Parigi, rimase sempre fedele alla sua terra natale e ciò è visibile nella sua produzione artistica. Ciò si può ritrovare in due opere presenti in questa stanza, La Laguna e il paesaggio veneziano, realizzati con la tecnica olio e tempera su tela. Oltre alla produzione di quadri raffiguranti il paesaggio veneziano, l'artista è famoso anche per la sua produzione di ritratti, ad esempio il ritratto di Giovanni Paludetti, un noto collezionista del suo tempo, il ritratto di Momi Valeri e il ritratto della madre. Infine, l'opera che campeggia in questa sala, in cui l'autore dimostra maggiormente la sua abilità artistica, è il quadro intitolato La figura verde. Ci troviamo ora nel secondo piano della Galleria Civica. Questa sala è chiamata Sala De Pisis e contiene le opere di De Pisis, Cagnazzo, Coletti, Guidi, Colbianco e Tubaro. In particolare è interessante soffermarsi sul dipinto Marina di Virgilio Guidi. Questo autore nasce a Roma nel 1891.
Nelle prime opere si notano particolari rinascimentali, però si trova anche una certa innovazione nello studio del rapporto spazio-colore-luce. Nel 1935 riscuote un gran successo il Ciclo delle Marine, di cui fa parte l'omonimo quadro Marina, che riassume stilisticamente tutti gli altri dipinti appartenenti al ciclo. Sullo sfondo del dipinto si nota emergere la figura dell'isola di San Giorgio. Ci troviamo ora nella Sala Tonello, che contiene le opere di Tonello, Disertori, Ruberti, Scattola e Merlini. È degno di nota in particolare Nostalgia di Armando Tonello, che si trova alle mie spalle. L'autore nacque a Vittorio Veneto nel 1897 e prese parte a numerose mostre sia in Italia che all'estero. L'opera è composta da numerose sfumature scure che conferiscono al dipinto un'atmosfera cupa e triste. Questa sala è detta Sala di Cecilia e contiene i capolavori di numerosi artisti che si sono susseguiti dal 1500 al 1900. La stessa fu dedicata da Giovanni Paludetti alla sorella. Ovviamente ritroviamo un dipinto alla mia sinistra che è appunto il ritratto di Cecilia, a cura di Luigi Cillo, il quale lo dipinse attorno al 1991. Così scriveva il Paludetti riguardo a questa sala: ci sarà la Sala di Cecilia, contenente le opere di numerosi artisti che si sono susseguiti in 5 secoli ininterrotti d'arte contemporanea ed arte moderna, quindi un vero e proprio museo all'interno del museo. Questa sala conterrà 38 opere di 11 artisti che si sono susseguiti in questi secoli. Sfortunatamente per motivi di spazio non è stato possibile esporli tutti, ma è stata fatta una scelta delle opere più rappresentative. Ci siamo spostati ora nella sala detta Sala Seibezzi, la quale contiene le opere di Seibezzi, Dalla Zorza e Tonello. Uno dei dipinti più pregiati è quello alle mie spalle e è il Rio dei Mendicanti, appunto di Fioravante Seibezzi. Questo autore fino a 12 anni lavorò come spazzacamine manovale e solo successivamente si avvicinò al mondo dell'arte, riscuotendo anche un buon successo e venendo definito come ultimo grande vedutista. Nel quadro sono racchiuse alcune delle caratteristiche della sua pittura, quali le campiture a macchie su tratti corsivi, virtuosistici, in punta di pennello, che saranno una caratteristica portante dei Seibezzi dagli anni 50 e oltre. Questa è la sala Orrefice, dove si trovano principalmente quadri di Orrefice e di Candiani. Di notevole prestigio è Maternità di Gabriella Orrefice. Gabriella nacque a Padova ma visse gran parte della sua vita a Venezia. La sua pittura è caratterizzata dalla freschezza nel tratto e dalla gamma cromatica e fonda i suoi basamenti su un costante esercizio quotidiano. Nel dipinto alle mie spalle si nota appunto questa quotidianità del suo operare artistico e la sua assidua attenzione alle dettagliate sfumature, coadiuvate nell'esprimere il concetto di maternità dell'artista dagli effetti chiaroscurali. In questa sala, chiamata Sala Coletti, troviamo vari dipinti di Coletti, Semeghini, Carrer Battaglia, Pizzinato e Gagliano. Di notevole importanza è Maternità di Pio Semeghini. Semeghini nacque nel 1878 a Mantova e appena ventenne si appassionò alla pittura in seguito a una visita alla chiesa di Santa Maria degli Angeli. La sua pittura è influenzata dalla passione per l'antico e da una continua ricerca ad evolversi.
L'ultima stanza del secondo piano della Galleria Civica di Vittorio Veneto, detta Sala Carena, ospita questa fantastica opera del suddetto autore. Inoltre abbiamo anche opere di Novati, Tomea e Silvestri. Quest'opera, abbastanza imponente, raffigura la Pietà e 2 figure pietose. In essa il colore prende spesso il sopravvento sulla linea, esprimendo tutta la disperazione concreta dei personaggi, tra cui uno che non sorregge il Cristo è in una posa palesemente traumatizzata per l'avvenimento, e il Cristo ha un corpo volutamente flaccido e non è in una posa composta, dato che è appena stato ucciso, crocifisso. Appunto in quest'opera la sensazione prevalente è quella di disperazione, e infatti sullo sfondo non viene data attenzione ai dettagli, gli oggetti non sono distinti, infatti lo spazio è quasi aereiforme e perde di consistenza. Siamo ora nella sala Polittico dei Fiori, tra le cui opere sono esposte anche quelle di Gina Roma, una pittrice che segue la corrente dell'astrattismo. Questo si può notare dalle sue opere, ovvero l'Annunciazione e la Deposizione, dove i colori utilizzati non tendono al realismo, ma sono principalmente il rosso e il verde per rappresentare delle persone, e invece non viene utilizzato il rosa, colore che dovrebbe essere utilizzato. Ma l'opera che dà il nome a questa stanza è proprio Il Polittico dei Fiori alle mie spalle, di un autore, Luigi Cillo, che nasce nel 1920 a Cappella Maggiore. Le sue opere si diffusero molto nei paesi limitrofi, tra cui proprio Vittorio Veneto, alla Galleria Civica, dove è esposto proprio questo polittico, rappresentante non solo scene di carattere religioso, ma anche appunto di vita quotidiana. Ci troviamo ora al terzo piano della Galleria Civica, in particolare nella Sala Hollesch, dove assumono particolare rilievo le 2 opere di Walter Pregnolato. Walter Pregnolato è un artista nato nel 1931 a Chioggia, infatti anche conosciuto come Walter di Chioggia. Un tratto peculiare di questo artista è l'utilizzo di colori densi applicati molte volte con degli utensili. Assume molta importanza negli anni 70-80 del secolo scorso, e i paesaggi ricorrenti sono paesaggi marittimi, e le figure che si trovano più spesso nei suoi ritratti e nelle sue opere sono pescatori, questo per ricordare il suo paese d'origine. Adesso ci troviamo nella stanza 21, detta anche Sala Veneta, e questa stanza ha un arredamento particolare, molto raffinato, che però non distoglie lo sguardo del visitatore dalle varie opere, appunto, degli artisti contemporanei dei Paludetti della zona veneta. Queste opere sono principalmente di tipo di natura morta e possono essere gustate meglio se confrontate l'una con l'altra, in quanto rappresentano le diverse interpretazioni della medesima arte dei vari artisti. In questo momento ci troviamo nella stanza 22, detta anche Sala Risorgimento, contenente innumerevoli opere riguardanti appunto il suddetto periodo storico. Il Risorgimento era un periodo storico particolarmente apprezzato dal Paludetti, e di pregio altissimo sono i busti dei 4 eroi risorgimentali, che sono rispettivamente Mazzini, Giuseppe Garibaldi, Vittorio Emanuele II e Camillo Benso, conte di Cavour, e anche la ceramica rappresentante la battaglia di Vittorio Veneto, che è stata la battaglia conclusiva della Prima Guerra Mondiale, che secondo il Paludetti è stata l'ultima guerra del periodo risorgimentale, e quindi molto sentita dal professore.
Il nostro viaggio a Villa Crozze si conclude nella Sala Vittoriese. Entrando, il primo quadro che ci colpisce è l'autoritratto di Aldo Rosolén, noto pittore italiano, nato a Vittorio Veneto nel 1912 e costretto su una sedia a rotelle dall'età di soli 11 anni. In questo dipinto viene raffigurato di scorcio con espressione fiera, come a voler nascondere tutte le disgrazie che caratterizzarono la sua vita. Egli frequenta l'Accademia di Venezia, dove incontra Guidi e Cadorin, però non prende mai spunto dalla loro pittura e per questo può essere considerato un autodidatta. Qui invece possiamo ammirare il dipinto Bocche di Leone. L'autore è Luigi Ravenna, detto Iuti, nativo di Annone Veneto. Grazie al nonno entra in contatto con il territorio e la cultura di Vittorio Veneto e riesce a realizzare numerose opere in tutto il territorio trevigiano. Queste sono solo alcune delle opere presenti qui a Villa Crozze. Venite a scoprire tutte le altre.